Siamo arrivati al terzo dei 4 seminari che noi del Catechismo abbiamo programmato per questo mese di dicembre 2020. Ringrazio come sempre Ivana Bassi dell'Università di Udine, l'Università stessa di Udine ed il nostro segretario Adolfo Della Marina. Uno degli scopi principali del CAI che in questa sede rappresento è quello della divulgazione della cultura alpina. Mi sembra che il professor Valentino Casolo, docente all'Università di Udine e nostro socio, e noi ci teniamo a dire, lo stia facendo a pieno titolo, tanto che sta creando molto interesse con questi seminari trattando la vegetazione di alta quota. Il seguito dei 2 seminari precedenti è stato inaspettato. Sottolineo la grande partecipazione di persone del nostro vicino Veneto. Di questo ne siamo molto fieri, oltre che a ringraziarli personalmente. Essendo curioso come voi di sentire queste lezioni sui ghiaioni di alta quota, lascio la parola al professor Valentino Casolo. A te, Valentino. Grazie Emi, quindi riprendiamo il discorso che avevamo lasciato la settimana scorsa relativo alle praterie, passando a un altro habitat, quello dei ghiaioni di alta quota. Allora, quando pensiamo a un ghiaione di alta quota, così da un punto di vista paesaggistico e anche in qualche modo istintivo, pensiamo sempre a qualcosa che si trova ad un'altitudine maggiore delle praterie alpine. In realtà non è così. Infatti i ghiaioni sono degli stadi pionieri di vegetazione che da un punto di vista delle dinamiche che abbiamo affrontato nella prima lezione stanno in precedenza rispetto alle praterie. Infatti il ghiaione è un sistema pioniero di disgregazione della roccia madre. Lì le piante sono fra i primi colonizzatori e, come abbiamo visto la volta scorsa, poi dal ghiaione si passa alla prateria losanghe, cioè al firmeto, che è la vera e propria prateria, che è una vera e propria prateria alpina, per poi passare alla prateria alpina, nel nostro caso calcarea e seslierieto, che rappresenta il massimo della complessità. Quindi questo vuol dire che in realtà non è una questione altitudinale, ma è una questione di povertà del substrato, potremmo dire di virginità del substrato. Infatti il ghiaione è un substrato in qualche modo privo di vita, fin tanto che le piante, inteso come piante a fiore, licheni e muschi, non iniziano a colonizzarlo. Per questo motivo gli ghiaioni possono trovarsi al di sopra delle praterie alpine, ma anche al di sotto delle praterie alpine. Infatti, come vedremo fra poco, queste sono formazioni erbacee naturali monostratificate a mosaico, quindi discontinue, che stanno in diverse fasce altitudinali. Possiamo trovare ghiaioni addirittura nella zona delle alluvioni della collina. Però quelle di cui parleremo stasera sono quelle che si trovano ad alta quota. La caratteristica fondamentale di queste formazioni vegetali è che il disturbo che principalmente incide sulla possibilità di crescita della pianta non è la bassa temperatura, che poi porta anche a una carenza di substrato e a un periodo vegetativo limitato, come accade per le praterie alpine, ma è il movimento dei clasti, cioè lo scivolamento delle ghiaie. Questo è il principale disturbo cui i ghiaioni devono in qualche modo far fronte. Oltre a questo disturbo, ci sono anche, nelle quote elevate, gli stessi disturbi che abbiamo visto per le praterie alpine. Di conseguenza, adesso facciamo un piccolo excursus su quelle che sono le piante che possono vivere in questo tipo di ambiente così difficile. Le piante che vivono in questo tipo di ambiente sono le piante in grado di vivere sulle rocce, o meglio a contatto con un sistema in qualche modo di pietra. Queste piante prendono il nome di piante litofile o altresì dette litofite e sono piccole piante, solitamente erbacee, talvolta piccoli arbusti, che sono in grado di sopportare la vita in un ambiente altamente povero di acqua e di nutrienti. Infatti, se pensate, nel caso dei ghiaioni, l'acqua viene continuamente perduta per ruscellamento e per percolazione. E con l'acqua che ruscella e percola attraverso il substrato ghiaioso perdiamo anche i potenziali nutrienti che potrebbero accumularsi grazie alle piante stesse.
grazie al fatto che la biomassa della pianta, la necromassa, diventa lettiera e quindi humus. Ma se questo viene trascinato via dall'acqua, non può essere poi utile per le piante che vivono in queste situazioni. Ora, delle piante di questo tipo prendono il nome di glaerofite, le piante che vivono sulle ghiaie. Invece le piante che vivono sulle rupi prendono il nome di casmofite, qualora vivano negli anfratti delle rocce e nelle fessure, e il nome di comofite quando invece queste piante che vivono sulle rocce si trovano avvantaggiate dalla possibilità di ancorarsi e di vivere su uno strato di materiale vegetale in decomposizione. Questa ultima categoria la prenderemo leggermente in analisi nel prossimo seminario dedicato alle rupi, che invece affronteremo in maniera abbastanza dettagliata. Quest'oggi ci occupiamo dei ghiaioni. Ritorniamo adesso al ghiaione di bassa quota di cui stavo parlando. Ecco qui l'esempio dei rivoli bianchi di Venzone, in cui vi dicevo c'è la possibilità per queste piante di trovarsi anche a quote molto inferiori. Come mai può accadere questo? Perché è vero che queste sono specie adattate ai climi rigidi delle alte quote, tuttavia il principale problema che devono affrontare, come vi dicevo, è la vita in un substrato mobile dove c'è un continuo scivolamento da parte del substrato stesso che è composto da ghiaie. E di conseguenza, dovendosi adattarsi a questa problematica e alla problematica della mancanza di substrato e di nutrienti, chiaramente queste piante danno vita a delle cosiddette formazioni azonali, cioè a delle formazioni, a delle comunità di piante che non rispondono propriamente al clima. Ribadisco per la quinta volta il concetto, ma secondo me è importante, perché lo vedremo anche per le rupi, non rispondono al clima perché c'è un fattore ecologico più forte del clima, che domina rispetto ai problemi climatici. Allora, addirittura, se noi prendiamo i greti dei fiumi a carattere torrentizio, e qui in Friuli ne abbiamo molti, se pensiamo che il primo corso dell'Isonzo è così, il Natisone, il Torre, il Tagliamento, che è il fiume alpino più naturale d'Europa, ma a questo dobbiamo aggiungere anche i greti del Medume Cellina e se vogliamo possiamo arrivare fino al Piave. Tutti questi corsi d'acqua che scivolano, che hanno il loro corso su ghiaie e che formano questi sistemi a canali mobili, a canali intrecciati e mobili, nelle ghiaie che rimangono libere dalle acque possono ospitare altresì delle piante adatte a crescere nei ghiaioni. E infatti è quello che succede in Friuli Venezia Giulia, perlomeno fino all'altezza di Gemona e Cornino, poi si perdono, ma dopo vedremo anche questo fatto. Quindi ricapitoliamo i disturbi ecologici nel loro complesso, il clima naturalmente, escursioni termiche elevate, esposizione al vento e la copertura nevosa che può essere molto lunga, ma può essere anche solo di pochi mesi, di 3-4 mesi. Perché? Perché se il ghiaione è molto acclive e esposto a sud, chiaramente la copertura nevosa si scioglie in maniera molto rapida. Ricordiamo che la massima pendenza che può raggiungere un ghiaione è di circa 32 gradi, non più di 32 gradi, che corrisponde all'incirca 70% di pendenza. Questo per una ragione fisica. Non per nessun'altra ragione che una ragione fisica. Al di sopra di questa pendenza, qualsiasi cosa che non sia coerente scivola. Quindi voi potete trovare pendenze superiori al 33% solo se c'è la roccia in posto, altrimenti trovate ghiaioni o comunque ghiaioni dove la vegetazione ha fatto il suo corso e si è instaurato un bosco. Per questo motivo la pendenza è uno dei fattori ecologici più importanti riguardo alla vegetazione che si può stabilire nei ghiaioni, soprattutto perché questa determina la possibilità di scivolamento dei clasti stessi. Più il ghiaione è pendente, più
i clasti tendono a scivolare, soprattutto nei momenti di pioggia, nei momenti di forte pioggia. Ecco che questo diventa un problema per la pianta, perché più il ghiaione tende a scivolare, più la pianta dovrà trovare delle strategie per difendersi, per affermarsi rispetto a questo scivolamento. Altra questione molto importante è il continuo apporto di clasti. Infatti, se la rupe che si trova al di sopra del ghiaione non è più in fase di disgregazione, non è più attiva la faglia di disgregazione, ecco che l'apporto dei clasti si blocca. Pian piano diminuirà la pendenza e, non essendoci più apporto di clasti, lentissimamente, quel ghiaione diventerà una prateria e, se si trova a bassa quota, un bosco. Importantissima la dimensione dei clasti. Più i clasti sono sottili, più sarà facile, quindi passando da ghiaie a sabbie, e da sabbie eventualmente la possibilità di avere nell'imida in mezzo, sarà più facile per le piante poterli colonizzare. Come abbiamo detto precedentemente, la carenza di acqua e di conseguenza anche la possibilità di formare suolo, che è molto limitata, e poi l'esposizione diretta ai raggi solari in quelle situazioni che fossero esposte a sud. Teniamo presente che per vivere a alta quota l'esposizione a sud è fondamentale. E infine, sempre perché stiamo parlando di vegetazioni di alta quota, degli ghiaioni di alta quota, il periodo vegetativo, che è comunque limitato. Se non è limitato dal freddo, comunque è limitato dalle gelate tardive e dalle gelate precoci. Conservazione di questi ambienti, cioè qual è il livello di conservazione a livello di tutela della natura. Queste sono formazioni naturali e non sono sottoposte ad alcun tipo di dinamica, nel senso che, poiché sono stati pionieri ad evoluzione molto lenta, la cosa che si può stabilire al posto del ghiaione è la prateria alpina, ma non può stabilirsi qualcosa di diverso dalla prateria alpina, e comunque siamo in una situazione, ripeto, di così alta dinamicità che questo non avviene. È importante sottolineare questa cosa, cioè la possibilità che vi siano dinamiche naturali che riducono l'ambiente di vita per le piante, soprattutto quando parliamo delle zone umide. Se noi parlassimo di zone umide come le torbiere o le risorgive, ecco che la dinamica naturale è uno dei principali problemi di conservazione. Al contrario, lì l'uomo intercede proprio nel diminuire questo fenomeno, perché ripulendo la torbiera dalla biomassa ne rallenta la progressione prima dei cespugli e poi del bosco. Qui non siamo chiaramente in questa situazione. Quindi quale può essere il problema per i ghiaioni dolomitici e calcarei? Beh, possono essere le piste da sci. Allora, delle piste da sci non abbiamo parlato quando abbiamo affrontato le praterie alpine, per il semplice motivo che delle praterie alpine avevo tanto da dire e quindi ho lasciato l'argomento piste da sci per questa sezione di ghiaioni dolomitici, dei ghiaioni di alta quota. Qui vedete uno scorcio della conca Prevala, penso l'abbiate riconosciuta. Si vede benissimo la pista da sci che scende da Conca Prevala verso il rifugio Gilberti, da dove l'ex studentessa che fece la tesi con noi, Elisa Chiopris, prese la fotografia. La pista si vede molto bene, quel nastro di ghiaia che scende sulla sinistra, peraltro se guardate sopra si vedono anche i cavi della teleferica. Allora, entrando nel merito quindi della possibilità che un intervento di questo genere possa in qualche modo limitare gli ambienti di alta quota dal punto di vista della vegetazione, è immediato. Cioè, uno la prima cosa che pensa dice, oddio, abbiamo rovinato la flora dei ghiaioni. E invece no. Quello che abbiamo rovinato è un paesaggio straordinario. Io ve lo dico, faccio veramente fatica a arrivare al Gilberti e volgere lo sguardo verso sinistra. Sto male quando vado sul Gilberti e vedere questa cosa qui. Ma non dal punto di vista della vegetazione. Infatti, proprio durante lo svolgimento della tesi di Elisa, facemmo dei rilievi lungo la pista, esattamente lungo la pista. E cosa trovammo lungo la pista? Trovammo che si era evoluta una vegetazione dei ghiaioni, con il Papaver reticum, come il Papaver iulicum, con la linaria, con molte delle altre piante di cui parleremo quest'oggi. Come mai? Perché in fondo costruire una pista da sci e stabilizzarla con delle ghiaie, come hanno fatto in questo caso, non hanno fatto altro che predisporre un ambiente adatto alla crescita di queste piante.
Strano? Forse incredibile? No, è proprio così. In fondo la natura non fa altro che vivere nelle condizioni migliori in cui può trovarsi. Pensiamo alle cornacchie. Le cornacchie non avrebbero delle popolazioni così numerose se non ci fosse l'uomo che ha creato un ambiente più favorevole alla vita delle cornacchie, perché ha messo a disposizione a questo tipo di uccello molto furbo e molto opportunista la possibilità di nutrirsi dei nostri rifiuti e di nidificare in ambienti che sono adatti alla sua nidificazione. Pensate che nelle boscaglie artificiali, nei parchi, nei parchi anche no, ma nelle boscaglie artificiali, nei pioppeti, cose di questo genere, la cornacchia è uno dei pochi che può nidificare. Quindi quando noi costruiamo un ambiente che è adatto a una qualsiasi forma di vita, questa forma di vita riesce tranquillamente a crescere e a fare quello che è il suo lavoro di ambiente naturale. E lo fa anche nei ghiaioni, in questo tipo di ghiaioni che per il paesaggio sono un pugno nell'occhio, per la roccia, per la rupe che è stata deturbata è una cosa, ripeto, mio punto di vista inguardabile, ma per le piante, al contrario, è un ambiente naturale in più in cui vivere. E questo è. Allora, parlando di vegetazione dei ghiaioni, dobbiamo innanzitutto pensare a quali sono gli adattamenti, le strategie che milioni di anni di evoluzione hanno portato le piante a poter sopravvivere in questo sistema dove bisogna in qualche modo opporsi al fatto che i sassi scivolano verso il basso. La prima strategia che affrontiamo è quella affrontata, ad esempio, dal Claspis rotundifolium subspecie rotundifolium. Questo tipo di piante si chiama migratore dei ghiaioni. Sono piante che hanno la possibilità di formare tanti nuovi fusti vegetativi a partire da un fusto sotterraneo. Vi ricordate nella prima lezione che avevamo parlato del concetto di genet e di ramet, dove dicevamo che genet è il complesso di quella pianta che è in grado di sviluppare tanti fusti nuovi, tutti cloni della pianta madre, ma ognuno di essi è in realtà considerabile come un individuo capace di vivere da solo. Allora, questo è l'esempio più interessante per capire questo concetto di genet e ramet. Quando la piantina inizia a formarsi dal seme è un unico genet e incomincerà a formare una prima pianta. A quel punto la ghiaia gli scivola addosso e cercherà di ricoprirla. Quindi cosa fa la pianta? Emetterà dal fusto sotterraneo una nuova gemma, anzi da una gemma presente nel fusto sotterraneo, emetterà un allungamento con un nuovo rame che, portandosi verso il basso o lateralmente rispetto alla copertura della ghiaia, permetterà alla pianta di emergere. E così facendo questo sistema di genet formato da tanti ramet formerà una sorta di rete sotterranea di fusti che emergono sempre più distanti dal punto in cui la pianta era nata. E per questo motivo prende il nome di migratore dei ghiaioni, perché si sposta camminando? No, si sposta crescendo. Anzi, possiamo dire che addirittura si sposta facendo nuovi individui, quindi riproducendosi. Secondo tipo che incontriamo è simile, ma diversamente dal precedente non ha un sistema di fusti sotterranei. Infatti ci sono i fusti, funzionano con lo stesso principio del genet e del ramet, ma sono esterni alle ghiaie. È il caso della linaria alpina. Queste piante si chiamano piante striscianti sulla superficie dei ghiaioni e in qualche modo, anziché riprodursi, anziché affrontare il fatto di la copertura delle ghiaie che scivolano, sfuggendo da sotto, queste si trovano in qualche modo a scivolare con i sassi stessi. Cioè, se il ghiaione ha uno spostamento, loro che hanno questo sistema di radici superficiali e di fusti superficiali fra loro intrecciate, scivolano al di sopra del ghiaione. Quindi
in sostanza si muovono con il ghiaione stesso. Non è infine, la terza invece strategia che affrontiamo è una strategia del tutto diversa. È la strategia che qui vediamo rappresentata da Armeria alpina, ma ad esempio la stessa strategia che anche era il Papaver reticum, il papavero delle Alpi, il papavero alpino. In sostanza anche qui abbiamo un individuo che produce diversi ramet, però attenzione, lo produce da un'unica radice fittonante, quindi una radice robusta, approfondita, verticale, da cui partono diversi fusti. Qui il concetto di ramet è un po' meno efficace di quelli precedentemente. Comunque in questo caso si porta da un accestimento dei fusti dipendenti da una radice fittonante ben piazzata che resiste alla copertura dei clastri. Cioè, in sostanza, il ghiaione scivola, ricopre la pianta, benissimo, nessun problema, la pianta è talmente ben stabilizzata, ancorata profondamente al substrato, che non fa altro che allungare la parte compatta di fusto alla zona tra radice e scapi fiorali, in sostanza alza le rosette fogliari e riemerge dal ghiaione. Ora capite che in un processo di stabilizzazione questa pianta è molto più efficiente delle prime due. Le prime due si spostano, quindi assecondano il movimento del ghiaione, mentre questo terzo tipo di strategia no, questo terzo tipo di strategia si oppone al movimento del ghiaione. Ecco che da qui in poi entriamo quindi nelle strategie di adattamento ai ghiaioni, ma che servono a stabilizzare il ghiaione. I disegni che avete visto sono di mia figlia, quelli che vedrete dopo sono miei e come potrete vedere sono molto peggiori. Passiamo ai copritori dei ghiaioni. Copritori dei ghiaioni, entriamo nel merito di una specie che abbiamo già affrontato la settimana scorsa. Infatti, come avrete capito, quando parliamo di stabilizzazione del ghiaione, e abbiamo già iniziato a parlarlo con il caso di Armeria alpina, ecco che iniziamo a strutturare la vegetazione affinché si possa progredire verso la prateria losanghe, il firmeto. E chi incontriamo? Incontriamo Dryas octopetala, una rosacea che abbiamo già visto. Queste piante si chiamano copritori dei ghiaioni e formano dei cuscinetti. I cuscinetti sono dati da un fitosistema, anche in questo caso di ramet, ma dovuto a una serie di fusti non allungati e mobili come nel caso delle migratrici, ma stabili, fissi, una rete di fusti grossi che difficilmente il ghiaione riesce a spostare. Il ghiaione può ricoprirlo, ma loro riemergono e lo ricoprono fino a formare un cuscinetto. Vedete nell'immagine il cuscinetto che ho fotografato e potete qui ben capire anche come funziona il sistema Genet-Ramet. Questo è un unico Genet con moltissimi Ramet. Ora, se noi pensiamo di poter staccare ognuno di questi Ramet e farlo sopravvivere separatamente, se lo mettiamo nelle giuste condizioni può farlo, perché è un singolo individuo che può altresì riprodursi. Pensate, ritorniamo un attimo sul sistema del Claspiro tundifolium. In questo caso ho dimenticato di dirlo, ma se il ghiaione nel suo movimento dovesse portare a una rottura dei fusti, capite che i fusti isolati sono comunque in grado di continuare a crescere e riprodursi, a formare un altro sistema di migrazione? Perché si può rompere, si formano tante piccole pianticelle. In questo caso, invece, nel caso del cuscinetto, questo non avviene. Non avviene la rottura perché il sistema di fusti sotterranei sono dei rizomi, sono molto grossi, sono potenti, sono resistenti e quindi non avviene questa rottura. Però questo contribuisce a fermare i sassi e a far sì che anche la sostanza organica possa fermarsi. Infatti, nella foto che vedete è molto interessante perché forse qualcuno l'avrà già notato, in un anello formato da Dryas octopetala nel mezzo è cresciuto un Carex firma. Carex firma che abbiamo già conosciuto la volta scorsa e che anche quest'oggi ci viene incontro come
emblema della quinta e ultima tipologia di strategia di adattamento ai ghiaioni, che sono le barriere dei ghiaioni. Le barriere ai ghiaioni sono simili ai copritori dei ghiaioni, solo che questi qui non hanno un sistema di rizomi ramificati, ma hanno un sistema di fusti di accestimento. Cioè ci sono tanti fusti sotterranei che si riproducono vicini l'uno all'altro fino a formare il cespo. Il cespo diventa come una sorta di balaustra, di una terrazza, quindi una barriera che blocca i sassi che scendono dall'alto verso il basso. E grazie a Carexirma, grazie a Dierxo Tapeta, e l'altra volta abbiamo visto anche Saxifraga cesia, che ritroveremo nella vegetazione dei gruppi, inizia la vera e propria colonizzazione da parte della prateria alpina a Losanghe. A quel punto il ghiaione si è bloccato e la prateria può iniziare nella sua dinamica di conquista di questo ambiente, che prima, fino a qualche metro superiormente, era un ambiente mobile. Bene, adesso entriamo nel merito delle comunità vegetali che possiamo incontrare. Come la volta scorsa abbiamo visto alcuni esempi, quindi le praterie calcaree, primarie, seslerietto, firmeto, poi abbiamo visto le praterie acide, il curvuleto e il nardeto. Ecco che anche qui adesso faremo un breve excursus fra la vegetazione e la flora dei ghiaioni. Anche in questo caso è estremamente importante il tipo di substrato, cioè se abbiamo un substrato carbonatico, quindi calcari o dolomie, oppure se abbiamo un substrato silicatico. Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle praterie, dove le vegetazioni sono nettamente diverse, in questo caso non sono così diverse. Infatti abbiamo un'unica classe di vegetazione, mentre l'altra volta avevamo due classi di vegetazione, quindi abbiamo una sola. E solo ai ranghi inferiori abbiamo una divisione dovuta al substrato e quindi arriviamo direttamente a questa divisione. Entriamo nel merito dell'alleanza detta Thlaspion rotundifolie, che poi fa riferimento all'associazione vegetale del Tlaspieto. Nelle Dolomiti, scusate, nelle Alpi Giulie il Tlaspieto è sostituito dal papavereto. Sono piccole diversità all'interno di formazioni vegetali molto simili. Come vi dicevo precedentemente, queste sono formazioni pioniere dei connoidi detritici su substrati carbonatici, calcaree e dolomie, e si trovano dal piano subalpino a quello alpino, cioè dai 1600 ai 3000 metri. Ecco che qui potete già ritornare sul concetto che vi ho detto precedentemente. La prateria alpina andava dai 1600 ai 2000, 2005, qui invece dai 1600 ai 3000 e possiamo anche scendere sotto ai 1600. Io qui ho preso 1600 perché faccio riferimento a quelli alpini, ma in realtà ne abbiamo anche più a basse quote. Ora, quelli che vedete in queste immagini sono ai 2500 metri di quota, 2400 metri di quota della conca che porta al rifugio Locatelli partendo dalla Val di Dentro, quindi qui siamo molto in alto. Allora, esigenze climatiche, io ve le dico, ma come vedrete dopo anche per le formazioni su ghiaione silicatico, queste esigenze climatiche sono tutte molto simili. Non cambia niente. Pendii ripidi assolati, periodo libero dalla neve da 5 a 8 mesi, talvolta di meno, se avviene un disgelo precoce. Disgelo precoce, quindi la possibilità che la neve rimanga più o meno dipende dal tipo di substrato, quanto pendente è, quanto grossi sono i clasti e così via. Se è a sud, se è a nord, se vi sono correnti fredde, insomma dal clima locale di quella zona. I substrati invece, ecco che cambiano a seconda se sono basici o silicatici. Nel caso dei substrati basici abbiamo un pH ovviamente neutro basico fino a 7,5 anche di più di pH e clasti, quindi sassi, ghiaie di piccole dimensioni che talvolta arrivano fino alle sabbie. In genere, peraltro, i clasti dovuti a formazioni di tipo carbonatico sono di colore chiaro.
mentre quelli dovuti a substrati di tipo siliceo sono di colore scuro. Questo lo vedremo anche nelle rocce. Ora, se mi sente dire questa cosa qua la mia collega Eliana Poli, mi dice: Valentino, ma cosa stai dicendo? Ed ha perfettamente ragione, perché effettivamente ci sono rocce silicee di colore chiaro e ci sono rocce carbonatiche di colore scuro. Però io mi sento di dare questa semplificazione perché chi va a passeggiare in montagna, dalle nostre parti, in genere le rocce silicee sono grigio-brune, le rocce dolomitiche sono bianco-grigie, dolomitiche o peggio ancora calcaree, che risultano ancora più bianche, come le Alpi Giulie. Vegetazione e flora sono formazioni durevoli, cioè rimangono lì ferme fin tanto che c'è l'apporto continuo di sfasciumi, quindi di ghiaie e sassi, monostratificate, discontinue, l'abbiamo già detto, composte da piante erbacee, piccoli suffrutici, muschi e licheni. Dal punto di vista della distribuzione geografica di questi elementi floristici abbiamo elementi alpini, circumboreali, artico-alpini ed endemici. Come vedete, molto simile a quello, anzi quasi uguale a quello che abbiamo visto per le praterie alpine, per quanto riguarda la distribuzione degli elementi geografici. La cosa bella di queste vegetazioni è sicuramente il colore dovuto alle fioriture. Anche in questa immagine potete già vedere questo contrasto bellissimo dato dal rosa del Claspi e della Silene caulis e il giallo del Papaver alpinum. Allora, abbiamo detto Claspieto, quindi adesso affrontiamo un po' la flora vedendo alcune specie, le più importanti che possiamo trovare. Claspi rotundifolium, l'abbiamo già visto precedentemente, che qui vediamo anche nel disegno tecnico fatto da Giuliano Mainardis, che approfitto per ringraziare nuovamente. Poi abbiamo il Doronicum grandiflorum, la Gypsophila repens, Rumex scutatus. Queste tre specie sono importanti perché assieme al precedente sono specie diagnostiche, cioè ci dicono che quando le troviamo ad alta quota in ambiente di sfasciume calcareo, se ci sono queste specie siamo di fronte a un claspieto. Attenzione però, perché come vi ho detto precedentemente, questo tipo di comunità vegetali, cambiando di poco, può scendere anche a quota molto bassa. Scusate, dimenticavo altre due piante molto importanti per la diagnosi, la Tamantha cretensis, che è una specie di ombrellifera, e la Linaria alpina. Vi dicevo, possiamo anche scendere più in basso e trovare comunità simili con delle differenze, ma essere ancora all'interno di questo tipo di comunità. In questo caso le specie diagnostiche sono specie di maggiori dimensioni che crescono a più bassa quota. Vedete la Danostiles glabra, che è quella pianta con le foglie larghe e l'infiorescenza rosa, e a destra la valeriana montana, che qui vedete fotografata addirittura in un pascolo. Questo perché? Perché vi ho detto, ecco, qui si parla anche di ghiaioni più stabilizzati, un po' più umidi, insomma, ci sarebbero delle distinzioni da fare. Però tutto sommato rientriamo in questo tipo di struttura vegetale, una struttura vegetale che deve controbattere il movimento dei sassi. Piante famose che si trovano in questo tipo di formazioni vegetali, lo dicevo anche prima, Papaver iulicum e Papaver reticum, il papavero alpino, che qui vedete nelle due sottospecie, bianca e gialla. Poi in realtà la sottospecie di colorazione gialla, in questo caso è il Papaver reticum, ma abbiamo anche il Papaver kerneri, il Papaver alpinum, il Papaver sedneri, che sono tutte molto simili. Mentre ci soffermiamo un attimo su Papaver iulicum, perché il Papaver iulicum è una specie endemica delle Alpi Giulie. E addirittura nelle sfasciumi del Canin, anche in quella pista da sci che vi ho mostrato prima, voi potete trovare entrambe le sottospecie. Entrambe le sottospecie, diverse di colorazione, diverse per alcuni aspetti morfologici della foglia, ma che vivono esattamente nello stesso ambiente. Allora, il fatto che esistano molte specie di Papaver alpinum è uno dei fenomeni più interessanti e più emblematici della storia delle flore del Quaternario, cioè di quello che avvenne a causa della separazione degli areali dovuta dai fronti glaciali. È una storia bellissima che ci dice che il papavero
prima dell'avvento delle glaciazioni, quindi 1 milione di anni fa, era un'unica specie. Poi i ghiacciai che sono passati, si dice 5 volte, ma in realtà i passaggi sono stati molto di più, con avvento dei ghiacci, ritiro dei ghiacci, avvento dei ghiacci, ritiro dei ghiacci, ha separato i vari areali e separando i vari areali ha portato alla formazione di 5 sottospecie provenienti tutte dallo stesso progenitore. E qui mi rivolgo a Federico dicendogli, ecco, in questo modo si formano gli endemiti di cui abbiamo parlato la volta scorsa. O meglio, questo è uno dei motori che portano alla formazione degli endemiti. Ho voluto accennare a questa cosa perché la trovo estremamente interessante. Sappiate che però Papaver iulicum non si trova solo nelle Alpi Giulie, ma si trova anche nel Gran Sasso. Come c'è arrivato nel Gran Sasso? C'è arrivato perché quando i ghiacciai coprivano le Alpi, il mare Adriatico si era ritirato fino sotto l'Ancona e la pianura era una steppa con lo stesso clima che è presente adesso nelle tundre artiche. Una steppa fatta di ghiaie, di sabbie, di praterie dove pascolavano i mammut, e quindi il Papaver iulicum è sceso lungo questa steppa. È sceso lungo questa steppa, diffondendosi per seme, fino ad arrivare nella zona di Ancona. Poi i ghiacciai si sono ritirati, le steppe sono state ricoperte nuovamente dal mare e lui è tornato indietro. Una parte è tornata indietro, non serviva che tornasse indietro perché le popolazioni da noi erano rimaste nella zona di rifugio delle Prealpi Giulie, che adesso sono un parco, ma una piccola popolazione è risalita nel Gran Sasso, nella Maiella, formando una popolazione di Papaver iulicum completamente separata dalla popolazione genitrice. Diventerà una specie endemica? Ma forse fra qualche centinaio di migliaia di anni, se non viene estinta dai cambiamenti climatici. Altre specie che si trovano frequentemente in questi sistemi: Achillea atrata, Cerastium carinziacum, Prinzellago alpina, Meringia ciliata e poi bellissimi Ranunculus stronferneri e Myosotis salpestris, che sono tipici del Papaveretum iulici che potete trovare nei massicci del Canin e del Montasio dello Iofuat. Lì non parliamo più di Tlaspietum, parliamo di Papaveretum iulici, che è una comunità vegetale ancora più piccola, ancora più identificabile e che ha proprio nel Myosotis alpestris, quindi non ti scordare di me alpino, e nel Ranunculus stronferneri i suoi aspetti più decorativi, sono piante assieme al papavero naturalmente. Altre specie frequenti: Campanula coclerifolia e Campanula cespitosa. Ora, apriamo questo capitolo su questo tipo di gaioni con un fenomeno di cui vi ho già parlato quando l'anno scorso feci la conferenza sul clima e le vegetazioni ariane del Royale, cioè il fenomeno dell'alpinismo e dell'eterotopia. E torniamo all'immagine dei ghiaioni, del conoide detritico, dei rivoli bianchi. Nei rivoli bianchi troviamo delle piante tipiche dei ghiaioni di alta quota. Non solo, ma troviamo anche piante tipiche dei firmeti, dei seslerieti, cioè delle praterie alpine. Com'è possibile? Beh, è possibile perché, tra l'altro, piante che abbiamo visto anche durante questo excursus, la Campanula cespitosa, la Linaria alpina, il Tlaspi stesso, la Gypsophila repens. La Gypsophila repens nel tagliamento io l'ho trovata fino a Spilimbergo, fino a Pinzano. Gypsophila repens io l'ho trovata lungo il corso del tagliamento, anche più giù. Cosa accade? Accade che c'è una popolazione primaria che si trova ad alta quota. Grazie all'effetto delle acque di ruscellamento, quando avvengono i fenomeni di precipitazione, i semi o pezzettini di fusto, quindi i ramet di queste piante, vengono trascinate verso il basso, arrivano nella conoide detritico a fondovalle, dove trovano sì una temperatura più calda, ma trovano le condizioni di ghiaia, scivolamento dei clasti, mancanza d'acqua, mancanza di substrato che sono adatte alla loro crescita e quindi formano una popolazione secondaria. Ed ecco il motivo per cui nei greti del fiume Tagliamento, del fiume Torre e nei magredi di Meduna Cellina possiamo trovare piante provenienti dai ghiaioni
delle nostre prealpi calcaree e addirittura provenienti dalle praterie alpine. Bene, passiamo adesso velocemente alle stesse formazioni, alle omologhe, alle analoghe formazioni su substrato acido silicio, che però da noi hanno molta meno fortuna. Come abbiamo visto per le praterie, le zone montane di alta quota con caratteristiche di substrato silicicolo, quindi a pH acido, in Friuli Venezia Giulia sono poche e di bassa quota. Dobbiamo spostarci in Alto Adige e poi eventualmente in Cadore e più in là per trovarle di alta quota. Quindi da noi sono rare, Però entriamo comunque nel merito di questa formazione. Qui vedete il versante nord-ovest del Monte Quaternà, che arriva a 2500 metri di quota, e parliamo dell'androsaceto, Androsacion alpini, scientificamente si chiama Androsacion alpini. Anche queste sono formazioni pioniere dei ghiaioli, e qui però aggiungiamo morene dei substrati silicatici del piano alpino e anche qui subalpino, ma dai 2500 ai 3000 metri di quota. Cioè dobbiamo alzarci. Perché? Perché al di sotto di questa quota questo tipo di substrato forma più facilmente del suolo, e formando più facilmente del suolo forma più facilmente anche la vegetazione tipo climax, quindi la prateria alpina. Non è come nel caso dei substrati carbonatici che scendono fino a fondovalle formando degli ghiaioli per arrivare addirittura fino a Venzone. No, questo non succede con i substrati silicatici e quindi siamo a quota superiore. Tuttavia le formazioni sono sempre pioniere. Qui abbiamo aggiunto un altro particolare, morene dei ghiacciai. Nell'altro caso non abbiamo parlato di morene dei ghiacciai. Perché? Perché le morene dei ghiacciai, dei nostri ghiacciai che non ne abbiamo più, cioè ghiacciai su substrato calcareo, c'è solo il ghiacciaio del Montasio ormai, è l'unico rimasto. Se andiamo sulle Dolomiti allora c'è la Marmolada, ma quelle morene lì sono morene grosse che non portano alla formazione del claspieto che abbiamo visto prima, mentre nei ghiacciai di tipo silicicolo, che nelle Alpi occidentali sono ben più abbondanti, a volte formano anche morene più sottili, e formando morene più sottili, ecco che può andare a colonizzare queste morene questo tipo di comunità vegetale che, ripeto, prende il nome di Androsacion alpini. Androsacion alpini perché prende il nome dalla pianta Androsacea alpina che vedremo dopo. Le esigenze climatiche sono le stesse di quelle che abbiamo visto prima. Quello che cambia invece sono i substrati, che hanno una reazione acida, quindi un pH di 5, 5,5, talvolta qualcosa di più, e clasti tendenzialmente di grosse dimensioni. Ecco che il ghiaione silicicolo, quando presenta sassi, sono più grossi. Ghiaie ne ha di meno, al contrario ha più facilità ad avere un substrato formato da suolo sottile. Mentre nel ghiaione calcareo abbiamo sassi piccoli, ghiaie e addirittura sabbie, qui invece abbiamo sassi grossi, poche ghiaie, poche sassi e poi il substrato che forma argille no, limi no, però il substrato che viene trattenuto dall'humus che si è formato. Anche in questo caso abbiamo vegetazioni durevoli, bloccate comunque dall'apporto dei clasti, come nel caso precedente. Anche in questo caso sono monostratificate, discontinue, date da piante erbacee, piccoli suffruttici, muschi e licheni. Diversamente dalle precedenti, però, il numero di specie che possiamo trovare su questi tipi di ghiaioni è minore rispetto al numero di specie che abbiamo visto nel caso precedente. E anche in questo caso gli endemiti sono molto pochi. Quindi ecco che questo aspetto di minor biodiversità e minore caratterizzazione, tipizzazione da parte di piante endemiche, che abbiamo visto per le praterie alpine, lo rivediamo in questo tipo di vegetazione. E lo vedremo anche per le rupi. Quindi in sostanza possiamo dire che i substrati basici, calcari e dolomie, ad alta quota, riescono a sviluppare una maggior biodiversità vegetale che è dovuta
anche alla presenza di piante endemiche, cioè che crescono solo nei nostri territori. Ora, se questo sia dovuto al substrato o al fatto che le Alpi orientali, nella loro storia geomorfologica, hanno subito un'alternanza di zone libere e chiuse dai ghiacci più frequente, con possibilità di maggiori differenziazioni ecologiche rispetto alle Alpi occidentali, non lo sappiamo. Non lo sappiamo ed è difficile dirlo, anche se la mia impressione è che il substrato calcareo, carbonatico, chiedo scusa, calcareo dolomie, che costringe la pianta a sopperire anche a un altro problema, che è quello degli ioni calcio, che, vi ripeto, come vi dissi l'altra volta, possono essere tossici, e che con pH più basici danno più difficoltà alla pianta ad assorbire i nutrienti. Ecco, queste maggiori difficoltà, dato a questo tipo di comunità, hanno fatto sì di sviluppare una maggior biodiversità. È una mia idea, è questa, cioè più la comunità degli esseri viventi è messa in difficoltà da diverse esigenze, da diversi fattori che spingono verso una strategia di risoluzione rispetto alla difficoltà, più la vita inventa soluzioni in grado di sopravvivere e quindi aumenta la sua biodiversità. Allora, vi ho parlato prima dell'Androsacea alpina, eccola qui, una bellissima pianta a cuscinetto, qui la vedete nelle due fotografie di Giuliano Mainardis, una bellissima pianta a cuscinetto appartenente alla famiglia delle primule, e poi piante che conosciamo anche bene, Ranunculus glacialis, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, Saxifraga brioides, che è probabilmente la specie più comune in questi ambienti, soprattutto nei nostri ghiaioni che troviamo qui nel Monte Crostis, Cresta Verde, Monte Paularo, e poi anche andando verso il Cadore e la Pusteria. Genziana bavarica, poi abbiamo l'Achillea moscata, la Cossiga di Gina e la Leucanthemopsis alpina, cioè la margherita delle Alpi. Vi faccio solo un momento notare come Oxiria di Gina sia molto simile alla pianta che prima abbiamo visto come tipica dei ghiaioni carbonatici, che si chiamava Rumex scutatus. Ecco, perché accade questo? Perché in fondo la strategia è simile, quindi molte piante si sono diversificate e hanno imparato ad avere una morfologia simile, provenendo anche dalla stessa famiglia, come in questo caso, perché in fondo è lo stile di vita che conta. Quindi abbiamo un caso di, chiamiamola, evoluzione convergente. Tutte le piante che devono vivere in un sistema che deve affrontare lo stesso disturbo ecologico finiranno ad avere strategie simili, e le strategie simili sono quelle che abbiamo visto all'inizio: migrazione del ghiaione, scivolamento sul ghiaione, blocco del ghiaione tramite un grosso fusto sotterraneo, una grossa radice, cuscinetto sul ghiaione oppure barriera del ghiaione. Altre piante frequenti: Cerastium uniflorum e Linaria alpina. Linaria alpina, ma non l'abbiamo già vista prima? Sì, l'abbiamo già vista prima, è sempre la stessa Linaria alpina, che tuttavia ha la possibilità di vivere in uno spettro di acidità del terreno molto ampio, e quindi lei se ne approfitta, vive sia nei ghiaioni di tipo acido che nei ghiaioni di tipo basico, perché questo può fare, perché ha sviluppato una capacità fisiologica di assorbire i nutrienti sia se il pH del suolo è basico, sia se il pH del suolo è acido. Per lei è la stessa cosa, riesce a comunque nutrirsi, quindi assorbire potassio, azoto, fosforo, zolfo, calcio. Anzi, il calcio in un caso deve anche in qualche modo cercare di contenere l'assorbimento, nell'altro invece deve andare a cercare di trovarlo. È abile, ha una cosiddetta plasticità ecologica dal punto di vista del pH del suolo. Bene, oggi, come immaginavo, l'altra volta sono andato un po' troppo lungo, stavolta mi sono contenuto, e vi lascio con questa bella immagine delle Dolomiti dell'Alta Badia. Grazie a tutti.
Ciao.